Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata a Giulio Cainarca. Ben trovato Giulio. Grazie a Giulio Cesare Carnelli in regia, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Giovedì 23 novembre sono le 7.31, radiolibertà.net, trovate anche il modo per ascoltarci, sono svariate le modalità, compreso il canale 252 del digitale terrestre, in video anche per chi ha la Smart TV. Intanto subito l'agenzia ANSA, perché abbiamo tante cose da fare anche stamattina e tanti appuntamenti, quindi velocemente vediamo l'agenzia ANSA di stamani. E l'apertura è dedicata alla vicenda di Giulia Cecchettin, l'audio di Giulia. Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita, mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, diceva la ragazza qualche settimana prima di essere ammazzata, vorrei non avere più contatti con lui, ma ho anche troppa paura che possa farsi male in qualche modo, diceva riferendosi all'ex fidanzato. E confessa l'ex fidanzato in carcere in Germania: ho ucciso Giulia, non sono riuscito a farla finita. Adriano Celentano rivede l'Ave Maria, prega per noi uomini assassini, è la rilettura del Molleggiato, un taglio alto sull'Ansa, poi secondo titolo per l'Olanda, dove vince l'ultradestra di Wilders, le elezioni politiche, governeremo, messaggi di Orban, Salvini e Le Pen. Slitta la tregua a Gaza, Hamas non ha ratificato l'accordo, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, e sempre dalla homepage dell'ANSA di stamani, un'auto esplode al confine tra Stati Uniti e Canada, escluso il terrorismo, ma indaga l'FBI. Poi c'è il caso del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, Lollobrigida, sul Frecciarossa, in ritardo, una fermata ad hoc per lui e scoppia la polemica. La denuncia l'ha fatta il Fatto Quotidiano, ieri un'anteprima, che è stata confermata. Il ministro è sceso a Ciampino assieme allo staff. Lui dice che non c'è nessun privilegio, come vedremo, perché era una fermata prevista, è stata fatta centinaia di altre volte, in più c'è il ruolo pubblico e l'appuntamento pubblico a Caivano, dove andare al parco di Caivano per inaugurare il parco di Caivano, la legalità, eccetera. È un uomo di Stato, ai tempi diversi dai cittadini comuni. Dice lui, su questo poi vedremo i diversi pareri. Sempre dal primo piano dell'ANSA, poi il ricordo dell'Irpinia, 43 anni dopo il terremoto, fa paura lo spopolamento. Morirono 2.735 persone, paesi ricostruiti. Sulla ricostruzione c'è stata un'inchiesta lunghissima, soldi a go-go, ma i giovani vanno via. Uno spreco di risorse fantasmagorico, quello per la ricostruzione del post terremoto in Irpinia, che ormai è consegnato più o meno alla storia. E con questo lasciamo il primo piano dell'agenzia ANSA di stamani. A proposito di Lollobrigida e il treno, una fermata per niente straordinaria, una fermata per tutti e non per me, non solo per me, dice il ministro. Questo lo riporta in particolare evidenza l'agenzia DN Cronos. Il ministro Lollobrigida interviene con un comunicato stampa dopo le polemiche. Nessun disservizio, non ho mai approfittato del mio ruolo. C'è anche una nota delle Ferrovie dello Stato. La fermata straordinaria non è un evento eccezionale. Anche oggi ho passato la giornata con gli studenti degli istituti agrari a parlare del loro futuro, con i loro docenti che trasmettono l'amore per il territorio, ha comunicato ieri il ministro Lollobrigida. Ieri a Caivano ho incontrato molti di questi studenti che grazie alla scuola riscattano il territorio divenuto famoso per gli episodi criminali. Grazie allo Stato sono tornato a Caivano con tanti cittadini onesti, ero stato invitato ad inaugurare il parco pubblico alla presenza di centinaia di persone. Il treno che ho preso per arrivare, ho potuto scoprire solo dopo la partenza, aveva 100 minuti di ritardo. In pochi chilometri ha effettuato lunghe soste. Ho chiesto se fosse possibile scendere in una di queste, come anche altri passeggeri, ma le porte, in assenza di passaggi per attraversare i binari, non possono essere aperte. Il treno si è fermato a Ciampino, fermata straordinaria disponibile alla discesa di tutti, come da annuncio diffuso sul treno, e non solo per me, come qualcuno ha riportato, come è avvenuto per diverse ragioni in moltissime altre occasioni, per motivi che Trenitalia ha già spiegato.
Ho poi continuato con l'auto di servizio assegnatami per legge, alla quale a inizio mio mandato, mi hanno spiegato così, non potevo rinunciare se non creando problemi di sicurezza pubblica. La fermata di Ciampino non ha comportato alcun disservizio aggiuntivo o costi di nessun genere, né rischi o ritardi per nessuno. Una fermata straordinaria che Trenitalia realizza abitualmente ed è stata annunciata e resa fruibile per tutti i passeggeri. Avrei potuto restare sul treno, come ho sempre fatto anche per ritardi ben più prolungati. Ho creduto che la mia responsabilità fosse provare a garantire la mia presenza dove era stata richiesta e prevista. C'è anche una nota delle Ferrovie dello Stato. L'effettuazione di una fermata straordinaria, come quella effettuata per far scendere il ministro, non è un evento eccezionale e rientra anche nelle dinamiche dell'esercizio ferroviario. Negli ultimi 6 mesi, fa sapere Ferrovie dello Stato, nei servizi Frecce ci sono stati 207 casi di fermate straordinarie per coincidenza o riprotezione dei clienti derivanti da gestione di anormalità o circolazione perturbata. Comunque, dunque, non è stata una fermata solo per lui, potevano usufruirne tutti. E non è una cosa così rara, dicono le ferrovie. Fatta corta, c'è anche Pietro Senaldi su Libero che intervista Lollobrigida. Ho rispettato un impegno di Stato, dice il ministro, la discesa straordinaria è stata consentita a tutti i passeggeri, è permessa dal regolamento. La mia assenza a Caivano sarebbe stata una figuraccia. Esauriamola qui, intanto arriva l'avatar a Montecitorio e la provocazione di un deputato anti-fake news, Paolo Emilio Russo di Forza Italia, per sensibilizzare sui rischi dell'intelligenza artificiale in tema di correttezza dell'informazione, tema che torneremo ad affrontare anche con Antonio Maria Rinaldi e Maurizio Bolognetti alle ore 9:30. Vediamo cosa dice anche l'Europa su questo tema. La correttezza dell'informazione, i rischi dell'intelligenza artificiale. Un avatar sugli scranni di Montecitorio a fare le dichiarazioni. La provocazione è di Paolo Emilio Russo, ex portavoce di Berlusconi, deputato di Forza Italia, per sensibilizzare sui rischi che l'intelligenza artificiale può portare nella correttezza dell'informazione. Russo ha modificato un'immagine che lo ritrae in aula alla Camera usando un programma di intelligenza artificiale e con efficacia ha fatto recitare al suo avatar il messaggio da veicolare. Dall'avatar alla realtà, terremoto Wilders, titola La Stampa, l'estrema destra trionfa nei Paesi Bassi, secondo gli exit poll. Il leader del Partito della Libertà olandese, Geert Wilders, populista di estrema destra, sono le definizioni standard, appunto, è il vincitore delle elezioni politiche, ma per governare dovrà trovare alleati. Esultano Salvini e Le Pen, 35 seggi conquistati alla Camera dal partito di Wilders su un totale di 150. Sono 76 seggi che servono per poter governare in Olanda. Riconsegneremo il paese agli olandesi, fermeremo lo tsunami dei migranti, dice il leader del Partito della Libertà. Nel frattempo, questa è una notizia che dà in esclusiva oggi il Corriere della Sera, il direttore d'orchestra Alvise Casellati e la sorella Ludovica, che sono poi i due figli della ministra delle riforme Maria Elisabetta Alberta Casellati, già presidente del Senato, prima donna, presidente del Senato. Comunque i due figli della ministra Casellati sono indagati. Il pubblico ministero contesta fatture false. L'inchiesta su un promotore abusivo che cita il ministro. La difesa della famiglia, nessun ruolo. Il legale della famiglia dice li ha truffati lui, cioè appunto il promotore abusivo. Cerca di coinvolgere il ministro per i suoi scopi illeciti. Parlavo stamattina con tua madre, mi ha chiamato per fatture, potreste scaricarle. Puoi parlare col commercialista per capire se potete scaricarle e che causale vuole? Sono gli estratti di una chat agli atti di un'indagine della Procura di Milano sull'abusivismo di un promotore finanziario, tale Domenico Angiolella, che accreditano che il ministro delle riforme istituzionali del governo Meloni, Elisabetta Casellati, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura, avrebbe avuto nel 2021 la consapevolezza della falsità di fatture sottostanti a un'evasione fiscale da poche migliaia di euro dei suoi due figli, Alvise e Ludovica, di cui il promotore abusivo, il promotore finanziario Angiolella, gestiva alcune centinaia di migliaia di euro, così come i risparmi affidatigli da un'altra sessantina di clienti per un totale di 10 milioni.
Sono le fatture che, consigliate dal promotore Angiolella, sono state utilizzate dai due figli della Casellati in dichiarazioni IVA 22-23 per scaricare fiscalmente i costi pagati ad Angiolella per la sua attività di gestore dei loro risparmi, fatti invece figurare come remunerazione della sua ricerca di sponsor per la ditta individuale dello studio del figlio, avvocato, più noto come direttore d'orchestra, e per la società di software della figlia della ministra, che è editrice di testate viaggi in bici e enogastronomia. La famiglia Casellati accredita al contrario di aver perso quasi tutti i risparmi che Angiolella avrebbe truffato ai figli. Il ministro nega di aver mai avuto sentore di false fatture, lascia intendere che sia stato Angiolella a farlo credere in quei messaggi. Si vedrà. Intanto, sempre a proposito di notizie, poi andiamo a vedere le prime pagine di oggi. Da Milano, un'agenzia ANSA ripresa poi anche da Dagospia. A Milano una liceale di 15 anni aggredita da due compagne, donne, femmine di scuola, una delle quali armata di coltello. Alla ragazza è stato fatto un agguato all'uscita di scuola per screzi, per questioni sentimentali. Le due coetanee l'hanno riempita di calci e pugni. Le due bulle, entrambe con precedenti per violenza, appartenenti a una gang, hanno insultato i poliziotti e sputato in faccia ad un agente. Sempre da Milano è Libero che ci apre la prima pagina del dorso milanese: stupri in strada, il 60% commesso da immigrati. 6 violenze su 10, sono i dati delle forze di polizia da gennaio a oggi, sono opera di extracomunitari. In famiglia invece il trend si inverte, oltre il 50% di aggressioni sono compiute da italiani. La procuratrice Mannella racconta: filippine, egiziane, bengalesi sono le donne che fanno più fatica a denunciare. C'è anche un'altra storia, quella che è stata raccontata da un tassista che ha salvato alcuni giovani da una gang di 20 nordafricani, altri giovani, altri ragazzini, la famosa baby gang degli italiani di seconda generazione. Col mio taxi ho salvato 4 ragazzi da una gang, dice questo tassista. Minacce, schiaffoni, coltelli, poi lo scippo della borsa. Siamo in via Gola, sono le 4 di notte. Un gruppo di ragazzi accerchiato da un gruppo molto più consistente di giovani nordafricani. Sei un trans, sei gay, vergognati, esordisce il primo, malintenzionato. L'aggressione verbale si estende alle 2 ragazze del gruppo, molestate con insulti sessisti, poi le mani addosso e un pericoloso crescendo di violenza, scrive Libero, che sarebbe potuto finire peggio se non fosse stato per il casuale ma provvidenziale intervento di un tassista di turno. Vedetevi voi circondati da 20 ragazzi nordafricani. Con il mio taxi di notte ho salvato 4 ragazzi. Ho fermato la macchina minacciando di chiamare le forze dell'ordine, ma, dice il tassista, Milano negli ultimi 10 anni ha preso una piega preoccupante. Anche il tassista fa parte di quel complotto mediatico lamentato dal sindaco Sala. Intanto, sempre da Milano, tutt'altra vicenda: in attesa del processo, il nipote di un boss mafioso conquista la panchina di calcio della Vogherese, mister Marco Molluso, al centro dell'indagine su mafia e padel. E intanto da Milano a Modena, prima pagina della Gazzetta di Modena, il titolo d'apertura della Gazzetta di Modena di stamani: la stazione di Modena è diventata un incubo per gli studenti, sono sempre di più aggrediti anche qui da gang di nordafricani di seconda, terza generazione, italiani di seconda, terza generazione. Qualche giorno fa a Modena, sempre in centro, alcuni ragazzi sono stati completamente derubati dei pantaloni, dei giubbotti, delle scarpe, lasciati in mutande per strada a mezzanotte circa del sabato, della notte del sabato. Ogni mattina invece alla stazione di Modena le stesse angherie, perquisiti dalla gang, rapinati dei soldi, portati a casa. Accade davanti all'autostazione, scrive la Gazzetta di Modena, o sul percorso a piedi da lì verso gli istituti superiori. Ci sono studenti che, per evitare queste violenze, hanno rinunciato al denaro per la colazione o la merenda, o che scendono dai mezzi, molte fermate prima. Il titolo è in apertura, o meglio il riassunto, la vicenda è raccontata in prima pagina, e poi alle pagine di cronaca cittadina, pagine 14 e 15, studenti rapinati tutti i giorni alla stazione centrale di Modena. Adesso usciamo senza soldi. C'è chi scende alle fermate più lontane per evitare gli agguati, e gli aggressori sono appunto gente che è italiana di seconda, terza generazione. Lasciamo Modena e
Cambiando completamente argomento, la questione della carne coltivata, vi segnalo un utile punto della situazione sulla nuova bussola quotidiana a firma di Benedetto Rocchi, con due questioni. La carne coltivata non soppianterà la zootecnia, ma comunque non è una panacea. Nel dibattito sul divieto imposto in Italia alla carne coltivata, l'ideologia è stata dominante da una parte e dall'altra. La carne coltivata non soppianterà gli allevamenti, almeno nel breve periodo. Dall'altra parte, la propaganda dei sostenitori contro gli allevamenti non ha basi scientifiche. I due punti di vista. Già che siamo sulla nuova bussola quotidiana, Speranza e Magherini indagati perché hanno taciuto gli effetti avversi del vaccino. L'ex ministro della Salute, Speranza, l'ex direttore dell'Agenzia del Farmaco, Magherini, sono indagati dalla Procura di Roma per avere taciuto gli effetti avversi da vaccino anti-Covid, che sono comparsi invece adesso nei bugiardini dei nuovi vaccini. Tra l'altro, accuse pesanti, c'è anche l'omicidio plurimo. La svolta dopo l'inchiesta di Fuori dal Coro, Mario Giordano, Rete 4, sugli AIFA Leaks. Federica Angelini, comitato Ascoltami tra i firmatari dell'esposto, dice alla bussola: ora il governo si faccia carico del nostro inferno. Tornando invece al tema uomini che uccidono le donne, su Today c'è un utile punto della situazione, elementare se volete, ma va ricordato il dato nudo e crudo, ovvero che la spaventosa sproporzione negli omicidi tra partner ci dice una cosa molto chiara. I dati degli assassini in Italia e nel resto del mondo mostrano una differenza enorme negli episodi di violenza in ambito affettivo o familiare. Le donne sono quasi sempre, 99%, sempre vittime, mai carnefici, cioè ad ammazzare sono gli uomini, statisticamente parlando. Mentre si segnala il racconto fatto da una persona che fa parte della comunità del Fatto Quotidiano, non so se giornalista, grafico o qualsiasi altra cosa, comunque oggi Il Fatto di Marco Travaglio pubblica a pagina 9 una storia, una testimonianza sotto anonimato, arriva da una donna della comunità del Fatto Quotidiano che ha preferito così. Per anni questa donna non ha raccontato nulla, ha tenuto tutto per sé. Ora ha scelto di raccontare, il nostro giornale è con lei, scrive Il Fatto, per testimoniare che la violenza non può essere un destino. Io come Giulia, fuga in auto, ho perduto la gioia, ma sono sopravvissuta, racconta questa donna. Saremo io e te per sempre, mi disse il ragazzo del liceo da poco diventato ex. Provò a rapirmi, la folle corsa, il coltello lì. Sono sopravvissuta e posso raccontarlo al rapimento del mio ex fidanzato. Io sono tornata a casa viva, Giulia no. Da quel giorno di luglio però ho perso la gioia, la stessa che vedo sul tuo viso prima del rapimento, cara Giulia, scrive questa donna che fa parte della comunità appunto del Fatto Quotidiano. Su Italia Oggi invece c'è una conversazione molto interessante di Carlo Valentini con lo psicologo Paolo Crepet, che punta il dito anche contro certi cantanti rap che sono fuori legge. Non si diventa assassini nel giorno in cui si commette un delitto. Dice Crepet, non c'è controllo sui social dove c'è chi incita impunemente alla sopraffazione, mentre pubblicità e videoclip continuano tranquillamente a proporre l'immagine della donna oggetto. Anche Fedez aveva scritto una bella canzoncina: ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, te la do tutta se ammazzi Barbara D'Urso. Oppure guarda quella come mastica la cicca, le fischio ogni volta che passa di qui, vorrei prenderla da dietro come in Assassin's Creed. Canta il rap e mischilla, ma comunque tra rap e trap c'è un'immagine della donna che definire oggetto è poco. Più che oggetto. Se voi sentite i testi di questi sfigati qui di cantanti rap o trap, c'è da inorridire, fanno veramente orrore e altro che donna oggetto, di più. Comunque si è mosso il Codacons, si muove questo e quest'altro, vi segnalo la bella chiacchierata con Crepet che è molto pragmatico, mentre i domiciliari non bastano più, questa è l'altrettanto pragmatica osservazione su Italia Oggi a pagina 4 di Domenico Cacopardo. Le misure contro i maschi violenti non possono essere adottate svogliatamente, la repressione deve anche poter prevenire i reati.
se la nuova legge contro i reati passionali sarà scritta bene, se il ministro di giustizia si impegnerà ad applicarla, se i procuratori generali d'Italia e i presidenti dei tribunali saranno sensibilizzati e responsabilizzati, una quota di aggressioni e di omicidi di seconda istanza, quelli cioè compiuti da soggetti già oggetto di misure cautelari di distanziamento e prevenzione, non potrà più essere fatta, sostiene Cacopardo. È evidente che i domiciliari non bastano più. Era ai domiciliari anche il tipo che ha buttato l'acido alla ragazza a Erba l'altro giorno, o comunque era col divieto di allontanamento dalla sua zona, si è allontanato tranquillamente. A proposito di dati, su truenumbers.it c'è l'articolo di apertura dedicato ai numeri sui femminicidi. Il femminicidio di bambine, per esempio, la percentuale è del 6%, sale all'8% per le 21-30enni e l'Abruzzo è la prima regione in percentuale per violenze sulle donne residenti. I dati sui femminicidi in Italia mostrano nel 2023 che la regione col più alto tasso di donne uccise è l'Abruzzo. In Abruzzo abbiamo 0,77 persone, donne, colpite ogni 100.000, come mostra un grafico di apertura su truenumbers.it. La fonte è il centro di ascolto Mobbing e Stalking contro le violenze della UIL nazionale. I dati sono aggiornati al 2 novembre. Dal grafico emerge un fatto, la conferma del carattere universale della violenza di genere. Significa che la violenza contro le donne non è riducibile a influenze geografico-culturali né a determinate classi sociali o fasce anagrafiche. Non ci sono particolari differenze tra nord, centro e sud, il tasso di femminicidi in Italia è a macchia di leopardo, prima l'Abruzzo, poi la Sicilia, poi l'Umbria, Piemonte, Romagna, Marche, Liguria, Toscana, Veneto, Lombardia. Molto basso il dato della Puglia, per esempio, ma anche della Val d'Aosta, del Molise, della Basilicata, dove è praticamente zero. Comunque, non si rilevano particolari differenze territoriali, anche in questo modo c'è la conferma del carattere sovraregionale del fenomeno. Ovviamente le regioni dove sono avvenuti più femminicidi sono le più popolose. Lombardia, nel 2023 finora 13 omicidi di donne, Sicilia 12, eccetera. Poi c'è la questione del femminicidio di bambine e giovani. Nessuna differenza regionale o sociale, le vittime e gli aggressori provengono da tutte le classi sociali. Dai dati emerge come non ci sia una marcata differenza nemmeno nell'età delle vittime. Cosa emerge dai dati sull'età delle donne vittime di femminicidio in Italia? Che questa forma di violenza è una minaccia per le donne di tutte le fasce d'età. La percentuale di femminicidi per la classe di età 70-90 anni è del 25%, quella da 0 a 10 raggiunge il 6%, vicina a quella della fascia 21-30 anni che è dell'8% sul totale dei femminicidi. E per di più la fascia intermedia tra le due, 11-20 anni, mostra le percentuali più basse tra le fasce di età. Non so se può essere utile, ma comunque questo riporta True Numbers, che ci dà un'altra serie di dati completamente differenti per materia. Siamo nelle carceri israeliane, sono 4.764 gli accusati di terrorismo, scambio di ostaggi con Hamas, nessuno ha più di 18 anni, l'11% sono donne. Il Ministero di Giustizia di Israele ha pubblicato la lista dei detenuti e detenute selezionati per lo scambio con i civili e i militari tenuti in ostaggio da Hamas. È emerso che la lista è caratterizzata da una forte componente di detenuti minorenni, sono il 40%, i diciottenni sono il 48,6% sul totale dei prigionieri che verranno rilasciati per permettere lo scambio con i civili israeliani ostaggio di Hamas. Complessivamente, scrive ancora True Numbers, la porzione di incarcerati indicata dal Ministero di Giustizia di Israele come eleggibile per lo scambio di prigionieri è per il 90% composta da uomini di età inferiore o pari a 18 anni. Percentuali così alte non sono un caso. Le autorità israeliane hanno volutamente escluso tutti i detenuti accusati di terrorismo con più di 18 anni di età. Il 10% che non rientra nella fascia 14-18 anni è composto interamente da donne. Le donne accusate di terrorismo sono l'11% di questo gruppo di detenuti pronti per il rilascio. Sulla questione del patriarcato, invece, tornando al tema precedente, vi segnalo sul sito della Fondazione IUM
a cura di Luca Ricolfi, il commento del sociologo torinese. Patriarcato alle radici dei femminicidi. Esaurite le lacrime e le indignazioni, chiuso il ciclo degli esercizi retorici, sarà il caso di riflettere anche sui dati sulla violenza sulle donne. Non ce ne sono abbastanza per formulare una diagnosi inattaccabile, ma quelli che abbiamo bastano a sollevare interrogativi. Il dato più importante è il cosiddetto paradosso nordico. Come mai i tassi di violenza sulle donne più alti si riscontrano nei paesi considerati più civili o avanzati in materia di parità di genere? Nei civilissimi paesi scandinavi, in Germania, Francia, Regno Unito, le donne rischiano la vita più che in Italia. In Europa soltanto Irlanda e Lussemburgo hanno tassi di uccisione di donne minori che in Italia. Se allarghiamo lo sguardo alle società non europee, soltanto in Giappone le cose vanno meglio che in Italia. Paesi come Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Israele, Corea del Sud hanno tassi di uccisione di donne maggiori di quelli italiani. Come mai? Qualcuno ipotizza, scrive Ricolfi, che alla base possa esservi un consumo maggiore di alcol, altri che il problema sia la presenza di immigrati o stranieri di fede islamica. I dati non sembrano conciliabili con queste ipotesi. Dobbiamo cercare altrove. Questo altrove potrebbe essere la sopravvivenza del patriarcato, come si sente affermare ogni volta che una donna viene ammazzata. Certo, ma sfortunatamente anche questa ipotesi è difficilmente conciliabile con i dati. Qualcuno può plausibilmente sostenere che i paesi scandinavi siano patriarcali o il Regno Unito o il Canada. È il caso stesso dell'Italia a mettere in dubbio la teoria del patriarcato. Diversi dati, dagli stupri ai femminicidi, suggeriscono, scrive Ricolfi, che la violenza sulle donne sia maggiore nel centro-nord che nel sud. Se ne deve dedurre che il patriarcato è in via di estinzione nel Mezzogiorno, mentre prospera nelle regioni centro-settentrionali d'Italia. Quando si è affezionati a una teoria, scrive Ricolfi, si trova sempre modo di salvarla anche contro i dati. Il caso della teoria del patriarcato non sfugge alla regola. Quando si è scoperto che gli stupri dilagavano in Svezia, qualcuno ha provato a spiegare le cose così. Il fatto di aver reso il paese più civile, con riforme dall'alto, ha provocato la reazione degli uomini non pronti ad accettare la libertà per le donne. Da qui il contraccolpo. La violenza sulle donne sarebbe una reazione del maschio spiazzato dalla libertà femminile dopo le illuminate riforme degli anni 70-80. Se si accetta questa lettura, ragiona Ricolfi, si dovrebbe ipotizzare una straordinaria lentezza del maschio del nord. Possibile che 50 anni non gli siano bastati per assorbire lo shock della liberazione della donna? Esiste anche una spiegazione più semplice, ma più difficile da accettare. Una delle radici della violenza sulle donne nelle realtà avanzate potrebbe essere proprio il loro essere avanzate. Quando si parla della civiltà raggiunta da un sistema sociale, spesso si dimentica che l'aspetto centrale di società avanzate è la cultura dei diritti. È una cosa meravigliosa, ma con effetti collaterali perversi, educazione permissiva, genitori che iperproteggono i figli, insegnanti che si colpevolizzano per gli insuccessi degli alunni, sicché una parte di questi ultimi si convince di avere un fascio di diritti fondamentali, naturali, diritto al successo formativo, all'abitazione, ai consumi, allo status, al divertimento, al sesso. Naturalmente succedeva anche prima che si desiderassero tutte queste cose, ma non erano considerate diritti, bensì conquiste possibili, spesso costose in termini di sforzi e sempre esposte al fallimento. In breve, conclude Ricolfi, nelle società cosiddette arretrate, i giovani sanno e accettano di poter fallire. In quelle avanzate non sono preparati all'eventualità. Il momento più critico è quello della ricerca del partner. Quella è la prima sfida in cui i genitori, per quanto ricchi, potenti, non possono intervenire né supplire alle inadeguatezze di un figlio. Per diversi ragazzi, quello di essere rifiutati dalla donna che desiderano può essere il primo trauma della vita, perché è il primo scacco in cui la rete di protezione familiare è fuori gioco. Da questo punto di vista, conclude Luca Ricolfi, e poi andiamo in pausa, non stupisce che negli Stati Uniti, dove l'iperprotezione dei giovani da parte di genitori, insegnanti, istituzioni ha assunto tratti grotteschi, per una donna il rischio di essere ucciso sia 7 volte quello dell'Italia. E non stupisce l'inquietante sincronismo con cui negli ultimi anni sono aumentati sia il numero di donne uccise, più 20% fra l'era pre-Covid e oggi,
sia il numero di denunce e arresti di minorenni per omicidi, violenze sessuali, lesioni percosse, danneggiamenti, risse, rapine in strada, minacce, solo per citare alcuni esempi da un recente rapporto della polizia criminale. La mia è solo un'ipotesi, scrive Ricolfi, ma non mi sento di escludere che sotto questi repentini cambiamenti non vi sia solo un deficit di consapevolezza dei diritti e del valore delle donne, ma una degenerazione della cultura dei diritti che ha reso tanti maschi incapaci di fare i conti col rischio di fallire. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. E la linea torna subito a Giulio Cainarca. Sul tema vi segnalo anche Salvatore Abruzzese sul sussidiario.net. Ma che patriarcato? A uccidere, nel caso di Giulia Cecchettin, è il potere impazzito di tanti piccoli narcisi come il suo ex. Nella folla di commenti venuto dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin si è parlato di patriarcato. Sbagliato. Siamo davanti alla degenerazione del narcisismo, cioè se stessi al centro del mondo. Guia Soncini sull'inchiesta controbatte invece la tesi di Lucetta Scarafia, che aveva scritto l'altro giorno sulla Stampa: Scarafia sbaglia, mezzo secolo fa eravamo meno beghini di adesso. Lucetta Scarafia ha scritto che 50 anni fa Giulia Cecchettin avrebbe rinunciato alla laurea e scelto il matrimonio. In realtà nel 1973 c'era più emancipazione rispetto al bacchettonismo attuale. A proposito invece di come si vive tranquilli a Milano, un'altra notizia dell'agenzia ANSA ripresa da Dago Spia: in città di Milano sono raddoppiate in 4 anni, tra il 19 e il 23, le denunce e le indagini per violenza sessuale. Sono raddoppiate. Solo quest'anno, da gennaio ad agosto, 517 indagati. In procura 1000 denunce. I fascicoli per violenza sessuale di gruppo sono passati in totale da 20 a 53, in diminuzione solo i procedimenti per stalking. Altro tema, altra questione, sempre da Gospia, qui riprende invece un articolo del Foglio. Il patto con l'Albania, molto fumo, poco arrosto. Edi Rama, il premier, per placare le polemiche in patria, ha chiarito che l'Albania accoglierà un numero contenuto di migranti nei 2 centri di identificazione previsti dall'accordo. Non 30.000 persone, ha detto il premier albanese, ma una cifra che va dai 1.000 ai 3.000 e non uno di più. Il numero non basterebbe nemmeno a svuotare Lampedusa e sul destino dell'accordo pesano una serie di grane. Mentre altra notizia, ripresa in questo caso da Repubblica, l'agenda rossa di Paolo Borsellino era nella stanza del procuratore, in procura, nella procura di Palermo. A 31 anni dalla strage di Via D'Amelio, Borsellino era scorta, spuntano nuove verità in un libro: La strage, l'agenda rossa di Paolo Borsellino e i depistaggi di Via D'Amelio. Nel libro Vincenzo Ceruso intervista Salvatore Pilato, all'epoca magistrato di turno della procura di Palermo, il quale racconta: mi dissero che l'agenda era nella stanza di Borsellino, alla quale erano stati messi i sigilli. Tempo dopo lessi che un'agenda rossa era stata fatta vedere alla moglie Agnese, ma poi è sparita. Tornando invece ad altro tema, ancora, nei giorni scorsi se ne era discusso, su Europa Today il punto di Alfonso Bianchi su quanto la Commissione ha garantito, la Commissione dell'Unione Europea. I fondi europei non sono mai finiti nelle tasche di Hamas. La Commissione Europea ha concluso la revisione annunciata dopo l'attacco del 7 ottobre e garantisce che non c'è alcuna indicazione che i soldi siano andati direttamente o indirettamente ad Hamas. Per quanto concerne le cose europee, da voci della Germania.it vi segnalo un articolo dedicato alle conseguenze economiche e politiche della sentenza della Corte Costituzionale tedesca che ha fatto emergere 800 miliardi di euro in Germania fuori bilancio e l'impossibilità, diciamo, di spostare fondi da un tema all'altro, da un capitolo di spesa all'altro, senza violare la Schuldenbremse, cioè le regole della riduzione del debito, del pareggio di bilancio. Conseguenze economiche e politiche che saranno molto pesanti. Su Avvenire di oggi c'è il punto sull'incontro di ieri tra Meloni e Scholz,
una spinta al patto europeo. L'accordo è vicino, ha detto la Premier, patto di stabilità, le nuove regole di finanza pubblica, ma serve proteggere gli investimenti. Anche il cancelliere tedesco tende la mano, ha detto ieri Scholz, nessuno deve essere costretto all'autorità. Tutti e due contro Putin, che parla di fine della tragedia, tutti e due contro Putin, che parla di fine della tragedia a Kiev. Putin cerca visibilità, ritiri le truppe, rispetti la sovranità. Sulle conseguenze poi dell'accordo Italia-Germania ne parleremo in mattinata, intanto anche sul Corriere della Sera di oggi Meloni sigla l'asse con Scholz e tratta sul patto di stabilità. Ci sono dei passi avanti. Ha detto il cancelliere, appunto, non possiamo costringere nessuno alla austerità economica. Tra i punti dell'intesa il cancelliere sottolinea la realizzazione del gasdotto tra i due paesi. La cosa che Scholz enfatizza di più, il corridoio meridionale su gas e idrogeno, un nuovo gasdotto che colleghi l'Italia alla Germania. Per la prima volta in pubblico, racconta il Corriere, è chiaro quanto Berlino ci tenga alla messa a terra, alla messa in pratica di quel piano Mattei di cui parla e a cui lavora Giorgia Meloni dal primo giorno del suo insediamento. Ma Berlino è senza fondi per il suo bilancio. Il governo è bloccato dai veti degli alleati, scrive ancora il Corriere della Sera. Non sarà presentato oggi il bilancio tedesco, forse a dicembre. Si rischia perfino in Germania, cosa incredibile, l'esercizio provvisorio. Dell'accordo Italia-Germania si occupa anche Luigi Chiarello su Italia Oggi. Un accordo che accresce l'intesa fra i due paesi. L'80% della componentistica dell'automobile tedesca, fatta in Germania dai big produttori di automobili tedeschi, è fatto in Italia. L'interscambio fra Italia e Germania, primi 6 mesi 23, è stato pari a 86 miliardi e mezzo di euro. Ha superato di poco quello dei primi 6 mesi del 22, nonostante l'inflazione, l'aumento dei tassi, il rallentamento dell'economia. L'accordo, siglato dunque ieri tra Roma e Berlino, è una tappa ineludibile del percorso di integrazione europea e in qualche modo bilancia il Trattato del Quirinale firmato a Roma nel novembre del 21 e giunto il 31 ottobre scorso alla prima riunione esecutiva. Nel caso del piano d'azione Italia-Germania non è un vero trattato, però sottolinea Italia Oggi, l'intesa fra i due paesi è fondamentale. Anche Italia Oggi si occupa dei messaggi sessisti dei vari cantanti con Alessandra Ricciardi nella pagina dei commenti, sono ingigantiti dalle TV e dai mezzi digitali. Per quanto concerne invece la Germania, vi segnalo anche l'articolo sulla Stampa, pagina 4, di Paolo Griseri, traditi dalla Baviera. La crisi dell'economia tedesca spaventa l'industria italiana che lavora con la Germania. Non avevamo mai visto la loro crescita sotto zero. Si spera che la Germania adesso apra i cordoni della borsa sui patti europei. La transizione green complica i piani. Non siamo più il loro riferimento, dicono gli imprenditori italiani. L'export resta positivo, ma la spinta arriva da paesi extraeuropei. Meno 0,5% la crescita del PIL tedesco stimata dal Fondo monetario per l'anno in corso. Abbiamo visto i primi segnali di rallentamento già nel secondo trimestre del 23, dicono gli industriali italiani, mentre secondo Veronica De Romanis, sempre sulla Stampa, l'Italia alla fine ratificherà il trattato del meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto MES. Questo è chiaro, pertanto si sta solo perdendo tempo prezioso a continuare a dire di no. Il tempo ha un costo in termini di perdita di credibilità. I costi del ritardo sulla telenovela MES. A proposito di regole europee, sul sussidiario.net vi segnalo un articolo, un'intervista anzi, ad Agustín Menéndez, docente di diritto pubblico all'Università Complutense di Madrid, i trucchi dei rigoristi tedeschi smascherati dalla Corte Costituzionale. L'austerità è indifendibile. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 15 novembre, il governo Scholz è nel panico. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca produrrà anzi importanti conseguenze anche sulla trattativa del patto di stabilità. La più grande economia della zona euro, la Germania,
fa affidamento su fondi fuori bilancio per rispettare il tetto del debito messo nero su bianco in Costituzione. Si sapeva, ma adesso è arrivato l'alt dei giudici della Corte Costituzionale tedesca. Se i tedeschi, paladini del rigore, truccano i conti, come possono pretendere dagli altri paesi europei il rispetto dei conti fino allo 0, Lasciamo con questo il tema europeo, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Cominciamo come al solito con Avvenire, andiamo rapidi. Un'alba di tregua è il titolo d'apertura sulla questione di Israele e di Hamas. Da stamattina alle 10 taceranno le armi, primo scambio di ostaggi. 150 detenuti contro 50 ostaggi israeliani. Il Papa incontra delegazioni di israeliani e palestinesi. Siamo oltre le guerre, questo è terrorismo, ha detto Papa Francesco. A centropagina il sì unanime contro la violenza, ci sarà l'educazione a scuola per le relazioni, il dialogo Schlein-Meloni, dopo il voto del Senato un asse per le nuove norme. C'è anche un'altra notizia messa in prima pagina da Avvenire. È arrivato l'ok della Commissione europea al decreto italiano del Ministero dell'Ambiente sulle comunità energetiche rinnovabili, in sigla CER. Il testo era stato inviato a Bruxelles la scorsa estate, a giugno integrato con altri elementi chiesti dalla Commissione europea. La misura porta una dote di 5,7 miliardi, di cui 2,2 finanziati dal PNRR a copertura degli investimenti privati per realizzare appunto le comunità energetiche rinnovabili, gli sforzi dei cittadini che si mettono insieme appunto per produrre e quindi anche consumare energia comunitaria, le comunità energetiche. La misura prevede dunque incentivi per 5,7 miliardi totali, 2,2 da PNRR. Le comunità energetiche rinnovabili, ha spiegato il ministro Pichetto Fratin, potranno diventare realtà diffusa in Italia, sviluppando le fonti rinnovabili, rendendo finalmente il territorio protagonista del futuro energetico nazionale. Grazie alle comunità energetiche, ciascun cittadino potrà contribuire alla produzione di energia rinnovabile e averne i benefici economici derivanti dall'autoconsumo. Ancora da sciogliere il dubbio sui decreti attuativi e i tempi per l'applicazione dei decreti. Mentre il Corriere della Sera, ci andiamo sopra rapidamente, mette in prima pagina la foto di Geert Wilders. L'estrema destra di Wilders vince le elezioni politiche in Olanda, la sorpresa del leader populista e islamofobo, primo partito in Olanda, sconfitti i rivali Frans Timmermans e Dilan Yeşilgöz, di origini turche. Il titolo principale è sul rilascio degli ostaggi che slitta. Di spalla Putin che auspica la sua pace e si sente più sicuro, tornando a Israele il ruolo degli Stati Uniti con la mediazione del Qatar, e poi a centropagina Giulia che disse: vorrei che Filippo sparisse ma temo per lui perché è depresso. Il patto di stabilità, Giorgia Meloni da Scholz, passi avanti. E l'ostilità nascosta contro gli ebrei, l'articolo di fondo di Ernesto Galli della Loggia. Dal Corriere passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, l'apertura su Lollobrigida, il marchese del Lollo. Il ministro dice al capotreno: devo scendere, varie telefonate alle ferrovie, poi l'ok. Lega e Forza Italia se ne stanno zitte, le opposizioni chiedono che se ne vada, ma girano brutte voci, scrive Marco Travaglio su Francesco Lollobrigida, in arte marchese del Lollo, non quelle sul Frecciarossa Roma-Salerno trasformato in Freccia Blu, il Freccialollo, che ferma a Ciampino a gentile richiesta, ma quelle sull'intenzione della cognata Premier di candidare Lollo alle europee per paracadutarlo a Bruxelles e levarselo dai piedi. A parte il fatto che l'Europa non merita tanto, a noi chi ci pensa? Ci hanno già privati di Gianbruno da un giorno all'altro, eccetera. Capirai che è fantastica ironia. Mentre sopra la testata c'è la frase del giorno sul Fatto: Putin al G20 dice la guerra in Ucraina è un dramma, bisogna chiuderla.
Meloni osserva soltanto se Mosca si ritira. Forse, scrive il Fatto, non ha ancora ricevuto la nuova linea da Washington. Altra bella battuta. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto parla l'ex premier israeliano Olmert, offrì il 94% di Cisgiordania e Gaza, ma Abu Mazen, il leader dell'autorità nazionale palestinese, fuggì. Ciononostante il piano di Netanyahu è criminale. Stati Uniti ed Europa non ci copriranno per molto. Netanyahu vuole usare i coloni per allontanare i palestinesi dalla Cisgiordania e adesso va cacciato, dice Olmert. Mentre sui vaccini 47 milioni di dosi scadute, già pagate altre 9, è il contratto che fece Mario Draghi. Grazie e complimenti, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto, c'è Elly Schlein che si inchina a De Luca per le provinciali di Caserta e scusate se è poco, le liste le farà il RAS delle tessere. Hai capito? Cambia niente, comanda De Luca in campagna. Il Giornale di Alessandro Sallusti apre con titolo a tutta pagina Il muretto di Berlino, il patto Italia-Germania, migranti, ricerca, gas, difesa. Giorgia Meloni strappa un accordo storico, scrive il giornale, con il cancelliere Scholz. Resta la resistenza tedesca sul patto di stabilità. La premier al G20 gela anche Putin. La pace? Ritiri lui per primo le truppe. 3 donne guidano l'Unione Europea, oltre il potere maschile. All'analisi del giornale Diana Palacio, ex ministro degli esteri spagnolo. A centropagina, chi accusa il prof patriarcale incitava alle armi contro i ministri e la crociata contro Alessandro Amadori, professore e consulente del ministro Valditara. Fra chi lo accusa di tesi eretiche, perché lui ha scritto che il male è negli uomini così come nelle donne, Cristian Raimo, il quale un anno fa vaticinava al governo l'arrivo di truppe scelte che domani vi verranno ad assediare. Incitava le armi contro i ministri e adesso accusa Amadori. Bel tizio questo Raimo, scrive il giornale. Lollobrigida, lo stop al treno, ma ci vogliamo ricordare Renzi e i 5 Stelle che dimenticano i loro viaggi allegri in aereo e non solo? Scrive il giornale. Sempre dal giornale, poi il pezzo, l'editoriale anzi di Osvaldo De Paolini, non ci vuol molto a capire che il vertice di Berlino non è andato secondo gli auspici per quanto riguarda il patto di stabilità. Premier Meloni ha detto firmeremo solo un patto che protegga i nostri investimenti. Il muro eretto dai tedeschi su debito e deficit resta al momento granitico, scrive De Paolini. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere anche il Mattino di Napoli. Dal Mattino di Napoli il reddito di cittadinanza è flop degli incentivi, soltanto 484 beneficiari del reddito di cittadinanza sono stati poi assunti al lavoro nel triennio 2022. L'agevolazione per l'inserimento nel mercato del lavoro dei percettori del reddito è stato un flop. Le aziende hanno fatto ricorso ad altre misure come decontribuzione Sud che nell'anno ha riguardato quasi 2 milioni di rapporti di lavoro. Da gennaio arriverà il nuovo assegno di inclusione, scrive il Mattino. Il Tempo di Roma apre con un nuovo domani per le donne dopo il femminicidio di Giulia. Il disegno di legge Roccella diventa legge, previste misure più severe per prevenire le violenze. Ammonimento, braccialetto, distanza minima di 500 metri, attenzione ai reati spia. Turetta, l'omicida alla polizia tedesca, dice volevo farla finita anch'io, non ce l'ho fatta. Domani l'estradizione. Nel frattempo, sempre dal Tempo di Roma, nessun abuso di Lollobrigida. In 6 mesi 207 le fermate straordinarie fatte dalle Ferrovie dello Stato e poi l'intesa sul MES, sul patto di stabilità, è obbligata dalle guerre. L'euroburocrazia è già al lavoro, scrive Augusto Minzolini. Il piano d'azione tra Meloni e Scholz, collaborazione rafforzata Italia-Germania su economia, difesa, politica estera. Adesso lasciamo il Tempo, andiamo a vedere Repubblica, gli ostaggi in bilico è il titolo d'apertura, di spalla la bufera su Lollobrigida, il treno in ritardo, il ministro che lo blocca per scendere e sempre dal primo piano di Repubblica la trattativa difficile di Lucio Caracciolo, il commento su Hamas e Israele, lo scambio degli ostaggi.
C'è anche un'altra notizia: la rettrice della Università Bicocca di Milano diventa rettore di tutti gli atenei italiani. È la prima donna, Giovanna Iannantuoni. Il precedente presidente era il rettore dell'Università di Messina, che è accusato di un magna magna colossale sui fondi pubblici e i rimborsi. Lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche La Stampa di Torino. La Stampa mette in apertura il nuovo PNRR e il sì dell'Unione Europea. La Commissione ha concluso le valutazioni sulla maxi revisione del PNRR proposta dal governo italiano. Ci fermiamo un attimo, abbiamo il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E un istante, Giulio, perché dobbiamo richiamare al volo Laura Cavandoli. Metti un po' di musica, Giulio Cesare. Solo un istante, Giulio, stiamo chiamando Laura Cavandoli e in linea, ma è caduta la linea. Non ti sento, Giulio, non ti sento. Sì, sono in attesa del collegamento. Puoi mettere anche un brano musicale e ce la prendiamo comoda. No, Giulio, abbiamo in linea Laura Cavandoli. Allora, abbiamo con noi Laura Cavandoli, deputata della Lega in Commissione Finanze. Buongiorno innanzitutto e grazie. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Allora, Mi sentite? Sì. un attimo soltanto, perché abbiamo da sistemare l'audio e poi entriamo direttamente nel vivo del provvedimento di cui si è occupata proprio ieri, no? Se non sbaglio, Cavandoli, ovvero un provvedimento. La sento un po' male, devo dire la verità, abbiamo un po' di difficoltà di collegamento. Comunque, lei si è occupata proprio ieri di un provvedimento che riguarda una serie di proroghe di misure in tema di fisco e di versamenti fiscali e come dire, obblighi che erano, diciamo così, che toccano un po' tutti i contribuenti, che sono stati appunto prorogati. Il tutto, diciamo, inserito in quello di cui stavamo parlando poco fa anche in rassegna stampa, cioè nella elaborazione della legge di bilancio e nel rapporto con la Commissione europea. Allora, la situazione della finanza pubblica italiana non era semplice. La legge di bilancio, bene o male, ha avuto l'ok della Commissione europea e nel frattempo appunto c'è stato un decreto, una sorta di mini proroghe, diciamo così, che si è occupato di una grandissima quantità di questioni che riguardano versamenti e che riguardano i termini per i crediti fiscali, una serie di... Cioè molto difficile da riassumere, lascio subito a lei la parola per capire quali sono gli effetti pratici e le cose più importanti contenute in questo mini proroghe, chiamiamolo così. Io intanto ho detto giustissimo, spero che mi sentiate. Un decreto legge si chiama di fatto omnibus, cioè contiene un po' di tutto, perché ci sono più di una sessantina di proroghe di termini e sono normative che in genere vengono fatte a fine anno e non escludiamo un nuovo 1000 proroghe, ma che sono state fatte proprio per traghettare a fine anno dei termini burocratici, dei termini fiscali che andavano a scadere, e quindi si è ritenuto opportuno procedere in questo senso. La più grande, diciamo, la proroga più importante è sono le garanzie statali per l'acquisto della prima casa, che riguardano i giovani o le famiglie, le giovani coppie con ISEE non superiore ai 40.000 euro. Sono state fatte altre proroghe, per esempio per la sospensione e le dichiarazioni e i versamenti per gli alluvionati di maggio 2023, quindi si è allungato il termine fino al 10 dicembre per permettere a chi ha vissuto questa tragica esperienza di poter riallinearsi con quelle che sono le scadenze del fisco. Poi è stato fatto anche qui una mini riapertura, che devo dire è un problema istituto che abbiamo messo nella legge di bilancio dello scorso anno, la possibilità per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi e per chi ha pagato le tasse di procedere a una
sanatoria di errori formali, quindi che non vanno ad incidere sull'entità delle tasse da pagare, ma che comunque incorrerebbero in sanzione. Ecco, si è prorogata questa possibile sanatoria fino al 20 dicembre. È una cosa che è molto gradita, lo devo dire, ai commercialisti e anche a chi si accorge, dopo averla presentata la dichiarazione di reddito, di aver fatto qualche errorino. In questo modo si va ad aiutare chi ha fatto queste piccole infrazioni, irregolarità. Poi si è prorogato anche il termine per quella cosa che piace molto, che è l'assegnazione nelle società, l'assegnazione degli immobili ai soci. E poi si è prorogata anche quel termine molto importante di cui la radio si è sempre occupata, che riguarda il fondo per l'indennizzo dei risparmiatori, quelli che avevano investito nelle banche Veneto, nella banca di Ferrara e che non hanno perso, diciamo, quello che era il loro investimento. È stato prorogato fino a questi giorni il termine per chi non aveva ancora comunicato le ultime formalità, compreso il codice IBAN per l'accredito del ristoro. Ci tengo a dirlo che il FIR fu fatto dalla Lega quando eravamo al governo nella legge bilancio per il 2019, quindi è un tema che alla Lega è sempre rimasto caro e che quindi ha previsto anche questa ulteriore proroga. Così come questo è qualcosa di molto moderno, si è prorogato fino ormai a novembre il termine per l'imposta sostitutiva per il versamento degli utili del reddito derivanti delle criptovalute, delle criptoattività. E poi ci sono anche norme un po' più importanti come il finanziamento per i contratti di supplenza breve del personale scolastico. Questo in realtà sono stati utilizzati i fondi di quel PON, Programma Operativo Nazionale dell'Istruzione, scaduti per pagare le supplenze del 2023. Altre proroghe, diciamo, importanti per quello che riguarda la cosiddetta nuova legge Sabatini, quella che permette l'acquisto e finanziamento a tasse agevolate per le aziende, per chi investe in macchinari, impianti, beni strumentali, e un'altra serie di proroghe che hanno interessato anche per esempio i comuni che dovevano comunicare il prospetto delle aliquote IVA, quindi ci tengo a dirlo, tutte normative molto tecniche, molto specifiche, Sì, che però molto vanno utili, a rispondere diciamo. a esigenze concrete, esatto. È un provvedimento che è nato già eterogeneo, ma che ha fatto la parte, diciamo, referente al Senato, accogliendo, e ci tengo a dirlo, molte delle istanze anche delle opposizioni. Quindi si è fatto veramente un grande lavoro e devo dire che il ministro Giorgetti e il sottosegretario Freni, che hanno seguito palmo a palmo questo provvedimento, hanno voluto proprio dare risposte a chi faceva domande vere. È giusto quello che ha detto lei, direttore, siamo in un momento di legge bilancio in cui questi provvedimenti risultano molto piccoli, però devo dire che tutto questo aiuta a rendere il paese più forte dal punto di vista dell'economia e della forza finanziaria. E poi È stato detto in ieri. termini di utilità, diciamo, se sono utili alle varie categorie, sono cose giuste, non si vede il motivo per cui, Aiutano anche il per questo mi PIL. sembra che siano state accolte proposte dell'opposizione o l'opposizione non abbia avuto tanto da dire, perché sono cose che vanno a beneficio di molti cittadini e di molte categorie di cittadini, no? Esattamente, infatti le opposizioni si sono arrabbiate perché volevano di più, come purtroppo Beh, accade questo no, è sempre. quasi normale, diciamo. Lei però nel suo Esatto. intervento ha citato anche un'altra cosa che mi interessa approfondire un attimo prima di chiudere la nostra peraltro breve conversazione. Lei ha ricordato anche la vicenda Montepaschi-Siena, no? È stato Esatto. collocato il 25% di Montepaschi da parte del Ministero dell'Economia, che ha incassato 1 miliardo di euro. Questo nonostante la pessima gestione, diciamo PC-PD-SPD, perché quello era uno storico feudo del Esatto. PC-PD-SPD e anche della sinistra democristiana, per dir la verità. Quindi il governo, diciamo così, cosa ha fatto? Un favore alla pessima, diciamo, reputazione della banca, andando al di là della politicità della banca medesima, cioè è una battuta quella che faccio, ovviamente. No? Il PD distrugge, arriva il governo di destra, risana la banca e ci guadagna anche sopra la cassa pubblica, cioè ci guadagniamo noi per la verità, perché
l'incasso del Ministero dell'Economia vuol dire che lo Stato ha incassato 1 miliardo. Insomma, si è posto rimedio ai danni fatti dal PC, PDS e Esatto. PD, però in realtà dal punto di vista mediatico questa cosa qui non esiste, no? Nessuno ha sottolineato queste responsabilità passate della sinistra più di tanto, perché quella era la banca della sinistra, anche se era una banca grandissima, Esattamente. di sistema, eccetera, eccetera. La più antica banca d'Italia, che però è sempre stata storicamente gestita dalla sinistra, e insomma, se ricordiamo quando ci fu lo scandalo di Montepaschi, ricordiamo anche che c'erano un po' tutta questa lista dei debitori della banca che erano nomi illustri della sinistra, non solo italiana, quindi devo dire che è sempre stata gestita con un'ottica politicizzata. Ci fu un grande investimento di soldi pubblici perché non si volle far chiudere questa banca, è stata quindi diventata statale e ora per oltre il 65%, e ora si è proceduto. Devo dire che la vendita è stata abbastanza fatta diciamo sui canali tecnici, per intenderci, e però ha ricevuto un grande successo perché doveva essere collocato solamente il 20% delle azioni, e si è ritenuto utile collocare fino al 25% perché ci sono state più offerte rispetto a quelle che erano previste. In questo modo c'è stato un incasso, esattamente sono mi pare 920 milioni di euro da parte del MEF, e questo porta veramente a un doppio vantaggio, non solo per lo Stato che ha ben investito, ha scelto di investire in questa banca, che quindi, lo possiamo dire, era una banca sana ma mal gestita, perché questa è la fotografia finale, però in questo momento sono ritornati soldi pubblici al MEF e ci permettono anche di vedere un utilizzo migliore. Si andrà avanti ora con questa cogestione pubblico-privato, non si esclude un'altra tranche di collocamento. Lì Matteo Salvini è stato bravissimo. Alla fine, dopo una gestione fallimentare PD, lo ha detto: a questo punto non si è proceduto alla svendita, ma anzi risanata, vendita, e alcune abbiamo mantenuto anche molto di quelle che ovviamente erano gli occupati, perché ci sono persone che lavorano in questa banca con cui mantengono la famiglia, e in questo modo si è però proceduto a un ritorno nelle finanze pubbliche di buona parte dell'investimento, quindi un risultato ottimo del governo del ministro Giorgetti. Bene, allora io ringrazio Laura Cavandoli, buona giornata, buon lavoro e grazie ancora. Grazie direttore, buon lavoro anche a voi. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Vortice ciclonico in azione sulle nostre regioni meridionali, migliora altrove. Nella prima parte della giornata tempo fortemente instabile al sud, con rovesci e temporali frequenti. Ultimi fenomeni su Abruzzo e Molise, ampiamente soleggiato altrove. Nel pomeriggio ulteriore miglioramento, con residui rovesci sulle estreme regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Brazilian Suite, Michel Petrucciani, e ridiamo la linea a Giulio Cainarca. Ed eravamo in prima pagina sulla Stampa, il nuovo PNRR e il sì dell'Unione Europea, il via libera potrebbe arrivare già oggi o al più tardi domani, mentre a Berlino Meloni e Scholz fanno passi avanti sulla riforma del patto di stabilità. Il PD presenta la contromanovra, tra i punti un grande piano casa con i 12 miliardi tolti dal ponte sullo stretto e messi sul piano casa. Lo Ius Scholae, dopo la proposta del sindaco di Torino Lorusso per dare la cittadinanza italiana a chi è iscritto nelle scuole, appunto italiane, e è figlio di immigrati, la proposta del sindaco di Torino è l'apertura di Forza Italia. Sono 872.360, scrive la Stampa, gli studenti che siedono tra i nostri banchi di scuola, ma pur essendo nati e cresciuti in Italia, non hanno la cittadinanza italiana. Sullo Ius Scholae, come si dice, rilanciato dal sindaco di Torino, Stefano Lorusso, i partiti di maggioranza sono distanti. Per Forza Italia è una legge necessaria, ma la Lega si oppone con fermezza. Una differenza di sfumature non irrilevante esiste anche tra i banchi dell'opposizione, scrive la Stampa. Le Ferrovie dello Stato invece difendono Lollobrigida, Renzi e 5 Stelle chiedono che si dimetta, Renzi usava gli aerei, i 5 Stelle i treni, anche loro, ricorda oggi il giornale, quindi il primo che tira su la voce c'ha la rogna. Sempre dalla prima pagina del quotidiano torinese c'è Marco Follini che si occupa di questo argomento in senso esattamente contrario a quel che sostiene, come vedremo poi a fondo pagina, Mattia Feltri. L'arroganza politica di scendere dal treno è il titolo del pezzo di colui che fu il segretario dell'UDC, parlamentare, ministro, esponente della democrazia cristiana, appunto, e poi dei centristi. Caro direttore, scrive Follini, ero un giovane democristiano, sentivo raccontare del vagone letto che il ministro Ottaviani prendeva la notte da Roma per tornare a Genova. In ogni stazione del percorso c'era un agente di polizia sui binari, al quale il capotreno comunicava che tutto stava andando per il meglio senza problemi. Si trattava del ministro dell'Interno in anni difficili. Forse qualche riguardo all'epoca poteva starci, ma erano riguardi un po' barocchi. E infatti finirono. Il ministro Lollobrigida deve aver pensato che fosse più moderno fare da sé. È sceso dal treno in rallentamento pur di accelerare il suo percorso, cosa che gli è valsa forse la puntualità a Caivano dove era atteso, in cambio però di una polemica che rischia di accompagnarlo per un bel po'. L'invettiva contro la casta ha fatto il suo tempo, senza produrre grandi risultati, scrive Follini. Dunque potrà magari capitare che stavolta le polemiche saranno leggermente meno irruente e tonitruanti di quelle che ci hanno tenuto compagnia. Ma il copione messo in scena a opera del ministro sulla tratta Roma-Napoli ieri all'altezza di Ciampino sembra fatto apposta per ridar fiato alle trombe del populismo, temo con qualche giustificazione. Lo scandalo, se così si può dire, sta forse più nel sottinteso che nel gesto, sta nella mancata comprensione della sensibilità del pubblico, che da anni mostra insofferenza per la classe politica, a cui la classe politica dovrebbe offrire esempi di sobrietà, a tutela anche di se stessa. Può darsi che l'onda di piena delle polemiche degli ultimi anni sia passata, andrebbe però sempre considerato che ci si mette un attimo a rinfocolarla. Il pensiero comune attribuisce ai dirigenti politici più vantaggi di quanti ne abbiano e trascura la fatica che anche di questi tempi accompagna quanti si dedicano alle cure della cosa pubblica. Dunque, essi possono sentirsi in diritto di reclamare più clemenza. Tuttavia, a chi si occupa di politica è richiesto almeno in cambio di avere una doverosa sensibilità per gli umori delle persone. È la cifra del mestiere, della vocazione quando c'è. Del Beruf, direbbero i cultori di Max Weber, scrive Marco Follini, tenendo bene a mente che ogni forma di arroganza sortisce l'effetto di rinfocolare sentimenti popolari negativi. L'errore finisce per essere più del delitto, l'impressione più della cosa in sé. Ma è proprio la capacità di mettersi nei panni degli altri, dei propri elettori, che segnala il talento del buon dirigente politico, quando il talento c'è.
Si può comprendere l'ansia di arrivare per rispetto di un appuntamento pubblico. È ovvio che la funzione di governo possa invocare per sé qualche vantaggio: auto blu, aereo di Stato, servizio di scorta, cose che ai cittadini non piacciono ma hanno un loro perché. Corrispondono a una necessità pubblica, non a una comodità privata. Ma appunto per questo l'apparato messo a disposizione dovrebbe essere amministrato con grandissimo senso della misura, magari considerando che su quel treno potevano viaggiare professionisti altrettanto ansiosi di arrivare ai loro appuntamenti. Più ancora considerando che in questa occasione a tutti gli altri passeggeri non è stata offerta una mirabile lezione di educazione civica, però il ministro ha detto che era a disposizione di tutti, l'ha fermata. Chi aveva necessità o vantaggio a scendere, poteva scendere. Comunque, detto questo, vediamo anche gli altri titoli di prima pagina della Stampa di oggi. Il bluff di Putin, ritorna al G20, parla di pace ma attacca l'Ucraina. E poi ancora la crisi tedesca, appunto, che tradisce l'Italia. Le aziende che lavorano con la Germania soffrono per la crisi economica della Repubblica Federale Tedesca. A chiudere il buongiorno di Mattia Feltri, che torna sul discorso Lollobrigida. Bisognerebbe, scrive Feltri, che tutti quelli che hanno chiesto le dimissioni del ministro Lollobrigida, tutti i leader dell'opposizione, facciamo prima, si dimettessero per esercizio abusivo di anticasta e populismo, cioè per non averci capito nulla. Succede che Lollobrigida, atteso per l'inaugurazione del famoso parco pubblico della famigerata Caivano, dove lo Stato doveva far sentire la sua presenza nell'epicentro dell'emarginazione e del degrado, prende un Frecciarossa e quando si accorge che il ritardo gli farà perdere la cerimonia, fa fermare il treno e si precipita con l'auto blu. Scandalo, vergogna, abuso, arroganza, schiaffo in faccia ai viaggiatori, eccetera. Non avere ancora chiaro che il tempo di un ministro, non del signor Lollobrigida, non è un tempo qualsiasi, ma un tempo di tutti, dedicato al governo del paese e dunque essenziale, significa essere ancora incoscienti della rilevanza generale preminente delle istituzioni. Un ministro della Repubblica, non il signor Lollobrigida, non è un pendolare qualsiasi, è lo Stato e lo Stato deve essere a Caivano se ritiene di doverci essere. Deve esserci per tempo. Non è il signor Lollobrigida che sta andando in pizzeria con l'amante. Semmai l'errore del ministro è stato di non prendere subito l'auto blu, che è il mezzo consentito a un ministro per usare al meglio il suo tempo di ministro e infilarsi in un treno, probabilmente proprio per essere populisticamente corretto e farsi bello in mezzo al popolo e alla stessa altezza del popolo. È magnifico che siano state le circostanze a ricordargli il dovere di stare più in alto, scrive Mattia Feltri. Lasciamo Feltri, andiamo alla Verità. La Verità apre la prima pagina con Speranza, indagato per omicidio è il titolo a tutta pagina, clamorosi sviluppi dell'inchiesta di Fuori dal Coro e La Verità. All'ex ministro contestati anche somministrazioni di medicinali guasti e falso, con lui nel registro della Procura di Roma anche l'ex direttore dell'AIFA, Magrini, che quando gli segnalarono gli eccessi di mortalità cardiovascolare scrisse: ma così si uccide il vaccino. C'è un giudice a Padova, obbligo di vaccinazione incostituzionale, aggiunge La Verità, multa annullata all'infermiera. Ma il titolo Speranza, indagato per omicidio, è l'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dopo gli scoop di Fuori dal Coro e La Verità sull'insabbiamento degli effetti avversi dei vaccini, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo, il che non vuol dire praticamente niente, perché un fascicolo puoi aprirlo dopo ogni denuncia, ma comunque Speranza e Magrini sono indagati per omicidio, contestati all'ex titolare della salute e all'allora capo dell'Agenzia del Farmaco, Magrini, anche la somministrazione di medicinali guasti e il falso. L'altra notizia è stato l'accoglimento a Padova del ricorso contro Ministero e Agenzia delle Entrate di un'operatrice sanitaria che rifiutò di farsi vaccinare. L'obbligo di vaccino incostituzionale. Annullata la multa a un'infermiera per il giudice, imporre la profilassi fu un atto illegittimo, il trattamento non tutelava la salute altrui. Secondo il direttore Maurizio Belpietro, l'educazione sessuale non serve a evitare i femminicidi, lo scopo è l'insegnamento gender, l'educazione sessuale è utile solo per portare in classe la teoria gender, le statistiche lo provano, scrive Belpietro,
dove le lezioni sull'affettività sono obbligatorie, si verificano più omicidi di donne. Semmai bisogna adottare l'unica misura sensata: insegnare alle ragazze a troncare subito i rapporti malati. E aggiunge Claudio Risè, psicoterapeuta, sempre sulla Verità in prima pagina: finitela con la lagna sul patriarcato, la vera sciagura qui è il disagio psichico. Filippo, l'aggressore di Giulia, l'omicida, è un debole che ha compiuto un delitto da vigliacco. Ai giovani si devono dare verità, amore e figure genitoriali forti, sostiene lo psicoterapeuta Risè. A centropagina però c'è spazio anche per Scholz, che blandisce Giorgia Meloni ma trama alle sue spalle l'intesa fra Italia e Germania sull'immigrazione, ma su Alitalia e non solo continueranno gli attriti. I tedeschi intanto in crisi istituzionale, dopo lo schiaffo della loro Corte Costituzionale, stop al voto sulla manovra, più facile un accordo sul patto di stabilità. Un altro tema che viene dall'Europa: imballaggi e pesticidi, ha vinto l'Italia, ma il PD sgambetta il paese sui camion. L'industria italiana tira un sospiro di sollievo, il Parlamento europeo dice sì alle deroghe alla legge sul packaging, sugli imballaggi che salvano il nostro prodotto interno lordo. Esente, frutta, vino, benefici per chi è leader del riciclo. Il PD vota col centrodestra, suppressione di cooperative e regioni rosse, ma sulle norme per i combustibili dei camion e sui limiti ai pesticidi il Partito Democratico prosegue con l'ideologia anti-italiana. In primo piano, infine, per chiudere la prima pagina della Verità di stamani, Putin, la guerra in Ucraina va fermata e Zelensky si appella perfino a Trump, e poi censurò Dostoevsky contro Mosca e diventa la capa dei rettori italiani. La conferenza dei rettori delle università italiane riesce sempre a stupire. Ieri al vertice della conferenza dei rettori di tutte le università d'Italia è stata eletta Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano Bicocca, che al ballottaggio ha battuto il rettore dell'Università del Molise, Luca Brunese. La Iannantuoni, ricorda in prima pagina questa mattina il quotidiano La Verità, la Iannantuoni è il successore di Salvatore Cuzzo Crea, che il 9 ottobre si è dimesso dall'incarico di rettore dell'Università di Messina ed è decaduto anche dalla conferenza dei rettori delle università italiane per il caso dei rimborsi sollevati dalla Verità, che aveva rivelato che tra i rimborsi presentati da Cuzzo Crea all'Università di Messina c'erano anche trasferte che si incrociavano con impegni personali del rettore, venute fuori cifre incredibili, cifre da milioni di euro. La Iannantuoni invece, vi ricorda La Verità, è colei che nel marzo del 22, poco dopo lo scoppio della guerra Russia-Ucraina, cancellò una lezione dello scrittore Paolo Nori su Fyodor Dostoevsky, adducendo come motivazione quella di evitare ogni forma di polemica in un momento di forte tensione. Censurò Dostoevsky, guida i rettori. Non è un bel segnale, scrive La Verità. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Il quotidiano diretto da Mario Secchi si occupa del patriarcato islamico, femminismo cieco. È il titolo d'apertura. Altre 2 aggressioni, il 40% degli stupri in Italia è commesso da immigrati, eppure per le loro vittime nessuno scende in piazza. Il commento del direttore Secchi su Elly Schlein che prepara lo show in piazza, parla di pericolo fascista, la destra vince le elezioni, sale in cattedra, parità di genere, il primo presidente del Consiglio donna è di destra. Sventola come proprietà il femminismo, ma non scende in piazza contro gli stupratori di Hamas. Lancia manifestazioni contro il patriarcato di Giorgia Meloni, cresciuta in una famiglia di sole donne, e non vede il patriarcato islamico in casa propria e a Milano. Denuncia il vuoto dell'aula del Parlamento mentre delibera la legge contro la violenza sulle donne, si assenta al momento del voto, insegue il treno di Lollobrigida e si attacca al tram. La sinistra italiana è così, scrive Mario Secchi. Daniele Capezzone si occupa del lockdown dei sentimenti. Non smettiamo di vivere per essere sicuri, ammonisce Capezzone. Non smettiamo di vivere per la paura. Il rischio peggiore è il lockdown dei sentimenti.
Sempre in prima pagina, Francesco Specchia, si parla di donne, il PD accusa e poi diserta, la figuraccia al Senato dove si votava contro la legge contro la violenza sulle donne, il PD accusa la destra di assenteismo e poi si assentano loro dai loro banchi al Senato. C'è un'imperdibile intervista di Oara Borselli a Giuseppe Cruciani, sono uomo ma per Giulia non mi scuso, e poi Lucia Esposito. Il patriarcato esiste ma non è di destra, è un problema sociale. Il trionfo di Wilders in Olanda, l'Olanda vira a destra, una reazione alle ondate di immigrati, scrive ancora Libero in prima pagina. Da Libero andiamo a Italia Oggi, un quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, che poi ogni giorno ci dà la rubrica Diritto e Rovescio in audio-video qui per Radio Libertà, e lo ringraziamo. Il quotidiano Italia Oggi apre con il tema dell'energia green, ne parlavamo poco fa, pronti? Beh, la cifra non è poca, non è irrilevante, sono 5 miliardi e 700 milioni di euro, il via libera arriva da Bruxelles al decreto sulle comunità energetiche. Cosa servono questi soldi? A finanziare e produrre e autoconsumare energie rinnovabili. Interessa gruppi di cittadini, condomini, pubbliche, piccole, e medie imprese, comuni e associazioni. Bruxelles ha detto ok al decreto italiano sulle comunità energetiche rinnovabili, in sigla CER. Il decreto incentiva produzione e autoconsumo di energia elettrica green. Il regime di aiuti sblocca cifre per 5,7 miliardi di euro, 2,2 dei quali finanziati dal PNRR. Gli incentivi finanziano la costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse, per gruppi di cittadini, appunto condomini, comuni, associazioni e anche piccole imprese. Mentre dalla prima pagina di Italia Oggi segnalo anche l'articolo di Alessandra Ricciardi che intervista Aldo Cazzullo sul patriarcato. Le antiche donne romane erano più libere delle nostre nonne. Dobbiamo prendere atto, dice il vice direttore del Corriere della Sera, che ancora oggi esistono uomini che si considerano proprietari del corpo e dell'anima della donna, che non accettano la libertà della donna di uscire con chi vuole, vestirsi come vuole, sposare chi vuole, amare chi vuole. Dice a Italia Oggi Cazzullo, che ha al suo attivo un'intensa attività come scrittore e divulgatore storico. L'omicidio di Giulia Cecchettin, ragiona Cazzullo, è la punta dell'iceberg fatto di piccole violenze e soprusi. C'è un'impronta di fondo maschilista nella società italiana. Le donne dell'antica Roma godevano di una grande libertà, anche sessuale, una libertà che oggi ancora fa paura. Diritto e rovescio, il corsivo del direttore Magnaschi, parte proprio dal caso dell'assassinio della povera Giulia Cecchettin. Dovrebbe indurci non a costruire deprimenti pistolotti, ma a cercare di ridurre i casi di questo tipo. Il modo più efficace, scrive Magnaschi, è neutralizzare subito e implacabilmente i minacciatori. Costoro debbono essere puniti per direttissima, perché debbono essere fermati in tempo. Proprio martedì un marocchino a Erba ha lanciato in faccia a una connazionale dell'acido devastante. Quest'ultima lo aveva già denunciato 3 volte e non era successo nulla. Chi molesta telefonicamente una donna andrebbe mandato subito per 1 anno agli arresti domiciliari. Non dovrebbe potersi avvicinare alla casa o al posto di lavoro della minacciata per meno di 20 chilometri. Perde il posto, lo sapeva prima. Se ha figli minori presso la minacciata non può più frequentarli, deve portare il braccialetto e se questo non funziona deve segnalarlo subito, altrimenti la condanna viene raddoppiata. Deve partecipare a sue spese a un corso pubblico di riabilitazione a livello provinciale. Il resto sono balle, scrive Magnaschi. Il Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, mette in primo piano le rivelazioni del magistrato Salvatore Pilato, a cui abbiamo accennato prima. L'agenda rossa di Paolo Borsellino era in procura a Palermo, poi sparì nel nulla. Una svolta per le indagini sulla strage in cui morì Borsellino, si domanda il Dubbio. Sono stati messi i sigilli alla stanza d'ufficio del procuratore Paolo Borsellino, dove era collocata un'agenda rossa che nella fase iniziale delle indagini è stata ritenuta l'agenda contenente gli appunti riservati di Borsellino. Lo riferisce Salvatore Pilato.
il quale, il giorno della strage di Via D'Amelio, era in servizio, magistrato di turno alla procura di Palermo. Testimonianza shock emersa per la prima volta dopo 31 anni dalla strage nel nuovo libro di Vincenzo Ceruso dal titolo La strage, l'agenda rossa di Paolo Borsellino e i depistaggi di Via D'Amelio, edito da Newton Compton Editore. Agenda rossa in procura, poi sparì nel nulla. Intervista all'avvocato Fabio Trizzino, che è anche il marito di una delle figlie di Borsellino, Lucia. Sarebbe clamoroso. Se fosse confermato quanto scritto nel libro, lo scenario risulterebbe completamente cambiato, dice al Dubbio l'avvocato di famiglia dei Borsellino. Nel frattempo, vi ricordate il Qatar Gate, quello che ne è rimasto mediaticamente molto poco, ma in prima pagina sul Dubbio oggi c'è la notizia: il giudice belga che conduceva l'indagine fin dall'inizio, Michel Claes, tutelò l'amica Maria Arena, eurodeputata del Partito Socialista Europeo di sinistra. Era una sua amica di famiglia, i due figli erano anche soci d'affari, il figlio dell'eurodeputata socialista e il figlio del giudice, una pantomima. A conti fatti, questo è quel che rimane del Qatar Gate, scrive il Dubbio. Un'indagine nata per scoprire l'evasione fiscale compiuta dal parlamentare della sinistra italiana Pierantonio Panzeri, diventata come per magia un'inchiesta per corruzione. E ciò pur non essendo perseguiti i corruttori e mancando la prova del reato. Nel frattempo si è scoperto che il giudice inquirente Claes tutelò l'europarlamentare amica, appunto, e i due figli erano soci. Questo era venuto fuori già da un po' di tempo. Ma lasciamo il Dubbio, andiamo a vedere anche il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, mette in apertura un tema che riguarda moltissime imprese italiane sugli imballaggi, l'ok dall'Europarlamento alle richieste delle imprese italiane. Il Parlamento europeo ha adottato la direttiva imballaggi, il tentativo della Commissione europea di ridurre l'uso di carta e cartone attraverso il riuso al posto del riciclo è stato annacquato su pressione di molti paesi, tra cui l'Italia. Il mandato negoziale sulla direttiva è stato infine approvato dal Parlamento. Soddisfazione in Confindustria, salva la filiera agroalimentare e le buste dell'insalata. Lega e Fratelli d'Italia, soddisfatti per gli emendamenti, votano no perché contrari all'insieme della direttiva. Forza Italia a favore. Sul patto di stabilità la bozza per trovare l'intesa sull'Ecofin, poi vedremo, e Enel ha presentato un piano da 35 miliardi di investimenti sulle reti e sulla sostenibilità. L'Enel dell'era Flavio Cattaneo declina la transizione energetica in chiave molto più attenta alla certezza dei ricavi attesi sugli investimenti. Rispetto al passato assumono un ruolo più rilevante le reti di distribuzione, sulle quali Enel punta 18 miliardi sui 35,8 totali di investimento contro i 37 del triennio precedente. A proposito di Europa... Ecco Giulio, scusa, ci fermiamo 30 secondi. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. E la linea torna a Giulio Cainarca per l'ultima parte della rassegna stampa. Allora, dicevamo sul Corriere della Sera, pagina economica, successo dell'Italia in Europa, i paesi che riciclano all'85% sono esenti dal riuso obbligatorio. Questo è il succo della questione che riguarda gli imballaggi. Il Parlamento europeo cambia le regole sugli imballaggi, la direzione è quella chiesta da tutte le associazioni di impresa italiane e dai sindacati. Una posizione corale che ha fatto breccia anche al Parlamento europeo. La plenaria ha licenziato il nuovo testo. I cambiamenti non hanno convinto del tutto gli eurodeputati di Fratelli d'Italia e Lega che hanno votato contro. Il testo è ancora sbilanciato verso il riuso, dice il capodelegazione di Fratelli d'Italia in Europa, Fidanza. Il regolamento passerà ora all'esame del Consiglio dell'Unione Europea e quindi del trilogo Commissione, Consiglio, Parlamento. Le principali novità.
Scongiurato il divieto dei contenitori monouso per quanto riguarda i prodotti alimentari, in nome del fatto che il riuso implicherebbe un forte impiego di acqua e energia per lavare e redistribuire i contenitori. In generale, i paesi che riciclano almeno l'85% degli imballaggi non saranno sottoposti a nuovi vincoli. Dunque, no al divieto di contenitori monouso, scongiurato il divieto di contenitori monouso per i prodotti alimentari. I paesi che riciclano appunto almeno l'85% di imballaggi non saranno sottoposti a vincoli. L'articolo che imponeva quote di riutilizzo degli imballaggi, per esempio da parte di ristoranti e supermercati, è stato pure modificato. In pratica, prima era previsto che tutta la frutta e la verdura sotto il 1,5 kg dovesse essere venduta sfusa, ora non più. Nessun obbligo di riusare i contenitori di vino e liquori, mantenuta anche la possibilità di impiegare imballaggi di cartone per i grandi elettrodomestici che prima doveva essere eliminata. Generale soddisfazione nel governo dal ministro dell'ambiente a quello delle imprese. Stesso sentire tra le associazioni di impresa, scrive il Corriere della Sera. Sugli imballaggi vi segnalo anche un pezzo sul sito dell'Istituto Bruno Leoni che sottolinea come i dubbi di Italia, Francia e altri fossero più che giustificati. Mentre, tornando alle prime pagine, ci mancava quella del Domani, il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, che apre con Meloni e Schlein che tentano l'accordo. Ma sulle donne la Lega ha altre idee sulla questione dei femminicidi e affini. Sempre di Lega si parla nell'altro titolo del Domani, a cui piace molto la Lega di Salvini. I lavoratori leghisti a Salvini: sei un traditore. Un governo che consideravano amico non rispetta le promesse della campagna elettorale. Una lettera di iscritti alla CGIL che hanno votato Lega contesta il ministro per l'attacco al diritto di sciopero. I militanti del partito, che fu nordista, adesso esprimono la loro amarezza per le ultime scelte del segretario, dice il nordistissimo Domani, perché il Domani è più che nordista, è svizzero. Dal Domani vi segnalo invece su Milano una bellissima home page, è stato riempito di nuovi articoli, il sito molto stimolante su Milano, diciamo intesa anche come città che dice molto per il resto del paese e delle tendenze in atto nella politica, nell'economia per il resto del paese. Un sito di sicuro interesse, l'abbiamo ricordato più volte, lo faccio anche oggi, è arcipelagomilano.org, curato da Luca Beltrami Gadola. Giunta di Milano e sindaco Beppe Sala, in crisi è il titolo del commento d'apertura, che parla di agonia del famoso modello Milano. Che brutta aria che tira a Milano, scrive Beltrami Gadola, con la prima dichiarazione del sindaco che ha detto Milano è sotto attacco, complotto mediatico, ha detto Sala. Si è scatenata la bagarre con le sue successive dichiarazioni, i suoi rapporti con la giunta sono diventati roventi. L'ultima notizia è che il consigliere Fedrighini lascia il suo gruppo, quello della lista Beppe Sala, per entrare nel gruppo misto. La crisi attuale, sottolinea Beltrami Gadola, ha origini ben lontane, ben prima delle due sindacature di Beppe Sala. Quella in corso, se non succede nulla, ha ancora 3 anni e mezzo di vita. Sala è stato eletto il 21 giugno 2016, era in pieno vigore la legge numero 81 del 93, con la quale fu introdotta l'elezione diretta del sindaco e la nomina dei componenti di giunta da parte dello stesso sindaco. In precedenza sia sindaco sia giunta erano eletti dal Consiglio Comunale. Vorrei lanciare un messaggio ai naviganti, quelli che sostengono il presidenzialismo di Meloni e dei suoi compagni di maggioranza. Quel che succede oggi a Milano è il boccone avvelenato del presidenzialismo comunale, il frutto della citata legge 81 del 93. Dunque una vetrina degli effetti perversi legati alla elezione diretta del capo di un esecutivo, uno squilibrio di poteri che si trasforma in cesarismo. In pratica, a Milano tutti i poteri sono assegnati al sindaco. Costui nomina con delega gli assessori ai quali può revocare la delega quando vuole. Sino ad oggi solo il sindaco Pisapia nel marzo del 2013 licenziò Boeri perché era venuto a mancare il rapporto di fiducia. La formula è ambigua e nasconde le vere ragioni. Per chiarezza aggiungiamo, i membri della giunta devono essere nelle grazie del sindaco, cioè ubbidienti.
una subalternità chiaramente antidemocratica, per non parlare del Consiglio, che ha solo veri poteri per quanto riguarda l'approvazione del bilancio e degli strumenti di governo dell'urbanistica. Dunque il sindaco è blindato. Per lui c'è un solo pericolo. Il Consiglio può votare una mozione di sfiducia su un provvedimento suo o della Giunta e se la maggioranza vota contro il sindaco, lui si deve dimettere. Questa eventualità Sala l'ha temuta di fronte a una mozione di sfiducia della minoranza nei confronti dell'assessora al Verde Elena Grandi. Col voto segreto qualche dissidente della maggioranza avrebbe potuto votare contro di lui, sarebbe stato costretto a dimettersi. Questa volta non è andata così, ma ci sono in vista altri scogli, a cominciare dalla questione degli scali ferroviari. Blindato o meno il sindaco per governare deve avere un forte consenso popolare e questo Sala non lo ha. Alle ultime elezioni è andato a votare il 47% degli aventi diritto, a suo favore il 57%. Il sostegno di un cittadino su 4 non è garanzia del potere del sindaco. I cittadini cosa pensano? Scrive ancora Beltrami Gadola. Sono disorientati sul problema dello stadio Meazza e su tante altre cose. Il ragionamento di Beltrami Gadola prosegue nell'articolo d'apertura, ma ce ne sono tanti altri di articoli interessanti in home page su Arcipelago Milano. Ridateci le baruffe chiozzotte, scrive Marco Garzonio. In piena esplosione di creatività artistica nel 64 Strehler mise in scena Le baruffe chiozzotte al Piccolo Teatro. Dall'opera da 3 soldi di Brecht al capolavoro di Goldoni il passaggio era ardito, il tema era quello centrale per Milano e per l'Italia del riformismo ambrosiano. Ridateci quella roba là che non c'è più. Infine i nervi di Beppe Sala e il PD, dalla sofferenza sociale la spinta verso un nuovo tipo di governance cittadina, punto di domanda. E poi sicurezza pubblica, ma i vigili a Milano dove diavolo sono? Si domanda Ugo Savoia. Questa è una domanda più che fondata. Cosa fanno i vigili a Milano in tema di sicurezza pubblica? Cambiamo argomento decisamente, andiamo in Argentina con 2 articoli interessanti su Italia Oggi. Il primo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, di carattere più generale, sul fatto che l'Argentina, molto probabilmente, per la verità il nuovo presidente Milei non lo ha garantito, ma comunque entrerà tra i BRICS, con l'ingresso di Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. I BRICS, che erano già tanti, oltre a Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, diventano sempre più importanti. Il 45% della popolazione mondiale rappresentano, il G7 ne ha il 10%. E l'altro articolo è quello del nostro Antonino Danna sul nuovo presidente argentino Javier Milei, che diceva che Papa Francesco è l'imbecille che sta a Roma, un comunista, si è già riconciliato dopo l'elezione. Alla fine l'imbecille che sta a Roma ha telefonato al pifferaio magico Milei. Il Papa e il neopresidente argentino si sono cordialmente parlati per 8 minuti dopo una campagna elettorale che definirla senza esclusione di colpi e farle un complimento. Stiamo parlando appunto di Papa Francesco e di Javier Milei, che aveva durissimamente attaccato il Papa. L'articolo di Antonino Danna è sempre a pagina 8 su Italia Oggi. Sulla Stampa invece ne avevamo visto il sommario in prima pagina, ci sono ben 2 pagine dedicate alla questione dello ius scholae, cioè ad attribuire la cittadinanza italiana a chi frequenta un regolare corso di studi in Italia. Forza Italia dice che è necessaria questa cosa, ma resta il no della Lega. Il dibattito dopo l'appello del sindaco di Torino. Fratelli d'Italia, anche il partito di Giorgia Meloni dice no, via libera solo dopo la scuola dell'obbligo. La segretaria del PD Schlein punta invece sullo ius soli, non solo sullo ius scholae. Chi semplicemente nasce qui diventa italiano, ma i 5 Stelle frenano. L'Italia è un paese di transito, osservano i 5 Stelle. Negli Stati Uniti, in Canada, Brasile, Messico, nell'83% dei paesi del continente americano vige lo ius soli, cittadinanza legata al luogo di nascita. In Germania ius soli temperato, si ottiene la cittadinanza se i genitori stranieri hanno vissuto in Germania per 8 anni, in Belgio 10, 3 in Portogallo e in Irlanda.
In Francia è prevista la cittadinanza alla nascita se uno dei genitori è nato in Francia indipendentemente dal passaporto. Regno Unito via libera se almeno uno dei genitori ha il settlement status, cioè il diritto di residenza permanente che si ottiene dopo 5 anni continuativi nel paese. Jacopo Morrone, deputato della Lega, dichiara alla stampa: qualsiasi scorciatoia per concedere la cittadinanza sarà un errore che il paese pagherà caro. Matteo Orfini del PD: se servisse a cambiare la legge, lo ius scholae sarebbe un'ipotesi di intermediazione. Sui banchi senza cittadinanza, dal lavoro allo sport, quasi 1 milione di studenti cresciuti in Italia. Sono 872.360 gli studenti senza cittadinanza in Italia. E per garantirsi, diciamo così, la simpatia, molti si riuniscono in baby gang, rapinano e bastonano gli altri, come spesso accade, sempre più spesso, nelle città italiane. Naturalmente non si generalizza, ma questo è un fenomeno che accade. Chiudiamo con una segnalazione letteraria. Abbiamo citato spesso Domenico Cacopardo come commentatore, qui lo ritroviamo invece come autore, e anche autore, ne ha scritti diversi, di libri, di romanzi, come autore di un libro giallo ironico, recensito sulla stessa Italia Oggi da Ambrogio Rovidetti Detti. C'è anche Parma e la Piacentina Rivergaro nel romanzo scritto da Domenico Cacopardo, siciliano, gran commis di Stato. Il romanzo però è ambientato nella pianura padana. Non a caso, il protagonista è un imprenditore che ha creato un impero industriale partendo da una torrefazione che, crescendo, prolificherà un complesso le cui attività andranno dalla produzione di dolciumi, panettoni, pandori e simili, pelati e altro scatolame, alberghi, insomma un impero. La grande storia nazionale, si manifesta anche nel piccolo villaggio con le sue asperità, le sue devianze, la sua attualità, visto che noi siamo figli del nostro passato, una varietà di tipi umani, di paesaggi padani visti da un siciliano che cattura il lettore. Il ritorno di Cacopardo in libreria, presenta fin dal titolo dell'opera una sorpresa. Pas de Sicile, cioè basta con la Sicilia, una rivendicazione e un programma. Uscire dalla maniera siciliana e entrare in un mare inesplorato, anzi in un fiume, come scrive l'autore, il Po. E in effetti questo è un romanzo padano, fin dal luogo in cui è ambientato, un paese inesistente, Candora, che ammicca al Candide di Voltaire. I sempliciotti di Candora si rivelano ben più scafati e determinati di quanto si potrebbe immaginare. C'è anche Parma e c'è anche la Piacentina Rivergaro. Con ciò lasciamo i libri e torniamo agli articoli di primo piano di oggi. Abbiamo visto i titoli principali, vi ho citato l'intervista di Pietro Senaldi al ministro Lollobrigida sul caso del treno. Mi dichiaro colpevole, dice il ministro nell'intervista su Libero, a pagina 12, colpevole di essere vicino al Presidente del Consiglio da decenni prima che lo diventasse. Stavolta però la accusano di averla fatta grossa e chiedono le sue dimissioni, interloquisce Senaldi. Risponde il ministro Lollobrigida: non è la prima volta, le dimissioni le chiedono per tutto tranne che per il mio lavoro. Faccio il ministro dell'agricoltura, in un anno sono stato attaccato sulla sostituzione etnica, sulla mia vita privata, sulla mia carriera, ma sono diventato prima militante della destra giovanile, poi cognato di Giorgia Meloni, quindi parente del premier e suo ministro. Faccio politica da 37 anni perché ci credo e non per ambizione. Tutto è nato da questo. L'accusa di aver fermato il treno che era in ritardo per farla scendere, per scendere insomma. Il treno si è fermato diverse volte e a lungo, continuava a fermarsi di suo, racconta il ministro. Ho chiesto, come altri viaggiatori, di poter esercitare ciò che qualsiasi utente può chiedere ai sensi di quanto consentito dal contratto di viaggio, la possibilità di scendere, e quando è stato possibile l'ho fatto, con tutti gli altri passeggeri che hanno voluto cogliere questa possibilità. E le porte però le ha fatte aprire lei, agli altri non sarebbe stato permesso. Le porte si sono aperte solo quando era consentito, cioè a Ciampino. La fermata straordinaria è consentita dal regolamento delle ferrovie. Ho chiesto di scendere alla prima fermata utile spiegando al capotreno
Le ragioni. Abuso di potere? Mi sembra difficile, non ci sono state violazioni di legge e le ferrovie si sono determinate senza alcuna pressione che andasse oltre la richiesta del cittadino che voleva fare il suo lavoro, senza recare danno a nessuno. Nessun danno, lo ha chiarito la stessa azienda, nessun ritardo, nessun disagio, nessun costo per nessuno. Così sulla questione del treno di Lollobrigida. Per quanto riguarda invece le elezioni in Olanda, vediamo come la racconta Marco Bresolin per La Stampa, corrispondente da Bruxelles. I sondaggisti lo avevano visto arrivare, ma non con questa forza. Negli ultimi giorni le rilevazioni avevano segnalato una rimonta del suo partito Per la Libertà, ma nessuno aveva previsto l'exploit dei primi exit poll. Geert Wilders è il vincitore delle elezioni politiche nei Paesi Bassi, il leader populista dell'estrema destra antimigranti, scrive La Stampa, alleato di Marine Le Pen e della Lega in Europa, si candida a diventare premier dopo 13 anni di potere incontrastato di Mark Rutte. Non possiamo più essere ignorati, governeremo. Non sarà semplice, scrive Bresolin, perché i 35 seggi conquistati, pur essendo più del doppio di quelli attuali, non bastano per avere la maggioranza della Tweede Kamer, la Camera dei rappresentanti, in cui siedono 150 deputati, ne servono 76. Wilders dovrà convincere almeno altri 2 partiti a fargli da spalla. Il loro sostegno è tutt'altro che scontato. Dalla Stampa torniamo al Corriere della Sera, c'è la questione dei 2 figli della ministra Casellati indagati per fatture false, contestate anche alla ministra che è contestata la conoscenza di queste fatture false. Il tutto nasce da un'inchiesta su un promotore abusivo che ha citato anche la ministra Casellati, ma la difesa della famiglia non ha nessun ruolo, la ministra Casellati, anzi noi figli, insomma i figli hanno dato dei patrimoni da gestire a questo tizio, promotore abusivo di finanziario, promotore finanziario abusivo, e questo qui ha citato anche la ministra su una questione di fatture false. Intanto in un avviso di conclusione indagini l'utilizzo delle fatture false da parte dei figli della ministra Casellati ha determinato l'imputazione di evasione fiscale a carico dei 2 figli, collaterale alla principale accusa invece nei confronti del promotore finanziario abusivo di esercizio appunto abusivo dell'intermediazione finanziaria. Il difensore dei figli della ministra Casellati, l'avvocato Ernesto De Toni, ha spiegato che dopo aver appreso la situazione dagli atti ricevuti pochi giorni fa, immediatamente i 2 figli della Casellati hanno provveduto a sanare con l'Agenzia delle Entrate le violazioni fiscali di importo modesto che sono state loro contestate. Presto andranno in procura a spiegare il rapporto col promotore finanziario abusivo Angiolella. Qualcosa sulla linea futura si intuisce. Il difensore dei 2 figli della ministra aggiunge che il ministro Casellati non ha avuto alcun ruolo in questa vicenda, risultando evidente l'interesse del falso promotore finanziario a coinvolgerla per i propri scopi illeciti. Dagli atti, questo soggetto, Angiolella, risulta aver truffato centinaia di persone per somme molto rilevanti. E questo, scrive Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera di stamattina, è un punto curioso. Molti clienti dell'Angiolella, il promotore, lamentano la mancata restituzione di parte o tutti i soldi. Ma il suo difensore, il difensore del promotore finanziario, l'avvocato Brustia, valorizza che nessuno ha mai sporto querela per rendere procedibile l'eventuale truffa e il reato non è contestato dai PM. Ora l'avvocato dei figli della ministra Casellati annuncia che stanno predisponendo le denunce. Mentre, l'abbiamo accennato prima, leggiamo più per esteso la notizia ANSA, una studentessa di una scuola superiore milanese è stata aggredita da 2 compagne di scuola, una delle quali aveva il coltello, è stata poi arrestata per resistenza agli agenti intervenuti. L'altra è stata denunciata, è accaduto alle 14 dell'altro giorno, dell'altro ieri, in via Padre Salerio, all'esterno di un plesso scolastico cattolico. La ragazza, una quindicenne, è stata aggredita a calci e pugni da altre 2 coetanee non compagne di classe. L'intervento di alcuni operatori scolastici ha permesso alla studentessa di rifugiarsi nella scuola. Gli agenti sono arrivati e hanno rintracciato le 2
coetanee che hanno aggredito la ragazza, entrambe con precedenti per violenza e appartenenza a una gang. La più aggressiva ha insultato i poliziotti, ha sputato in faccia a uno, ha continuato le intemperanze anche in questura. Alla fine è stata arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'aggressione sarebbe maturata nel contesto di precedenti screzi per questioni sentimentali. E sulla questione delle violenze a Milano, dicevamo, apre anche il dorso milanese di Libero, una ragazzina abusata in piazza Scala, un aggressore di origini nordafricane che la minaccia in arabo mentre le mani arrivano ovunque. Non fosse stato per la perspicacia di un'addetta del McDonald's che ha colto la paura di lei, 19 anni e anche lei magrebina, e le orribili intenzioni di lui, saremmo qui a raccontare un altro finale, scrive Libero, e vorremmo tanto poter dire che si tratta di un caso isolato, un orribile incidente in una città immune da crimini. In realtà è l'ennesima violenza sessuale commessa a Milano, ma sugli stupri in strada e le violenze il 60% dei reati è commesso da immigrati, 6 violenze su 10 opera di extracomunitari. Nel caso invece delle famiglie, il trend si inverte. Oltre il 50% dei crimini in famiglia è commesso da italiani, scrive Libero nel suo approfondimento. Mentre a proposito di Modena, avevamo già detto prima, sulla questione della carne coltivata vi avevo segnalato questo articolo di Benedetto Rocchi sulla Nuova Bussola Quotidiana, che stigmatizza, critica, diciamo così, le prese di posizione ideologiche sia pro che contro. La recente approvazione da parte del Parlamento italiano di una legge che vieta produzione e distribuzione di carne coltivata è stata oggetto di scontro politico e mediatico. Il tutto può sembrare strano dal momento che questa tecnologia, produrre proteine animali per alimentazione umana attraverso colture cellulari, non è ancora arrivata a un grado di sviluppo tale da consentire la produzione su larga scala e con costi accettabili per il consumatore. Se lo strumento del divieto assoluto può sembrare eccessivo, l'enfasi di alcune critiche verso il provvedimento, che parlano di atteggiamenti antiscientifici, assegnando a questa tecnologia un ruolo irrinunciabile per la salvaguardia dell'ambiente e per la sicurezza alimentare, anche queste critiche sembrano sopra le righe. Può essere utile proporre una riflessione più pacata su questa frontiera aperta dal progresso tecnologico. La prima osservazione è che il potenziale sviluppo di questa tecnologia, scrive Benedetto Rocchi sulla Nuova Bussola Quotidiana, il potenziale sviluppo di questa tecnologia muove importanti interessi economici. Si fa intravedere la possibilità di svincolare la produzione alimentare dall'agricoltura. Quest'ultima, nelle sue forme moderne e tradizionali, fornisce ancora oggi la gran parte delle materie prime, ma impone alla produzione alimentare vincoli nelle economie di scala a causa della natura biologica dei processi produttivi agricoli e del loro legame con la terra. Svincolare la produzione di un alimento come la carne dal ciclo di produzione agricola, rendendolo completamente industriale, interessa ovviamente i potenziali grandi investitori sul mercato globale. Non sorprende che sulla stessa praticabilità tecnologica della produzione di carne sintetica si assista a una guerra di cifre. Analisi recenti parlano di un costo di produzione intorno ai 10.000 euro al chilo, anche se sono stati messi in commercio da parte di start-up, dove consentito, prodotti a prezzi abbordabili, per ora solo a Singapore e negli Stati Uniti. Prodotti a prezzi abbordabili per i quali però è difficile capire se provengano da catene di produzione in grado di sostenersi finanziariamente o se si tratti di prodotti lanciati a prezzi bassi per attrarre ulteriori finanziatori. Non a caso vengono diffusi resoconti che sostengono la possibilità di passare in tempi ragionevoli dalla sperimentazione alla produzione per il mercato, in genere invocando il sostegno pubblico ai progetti di ricerca e sviluppo. Esiste però un dibattito sull'orizzonte temporale di queste innovazioni e sull'opportunità appunto di fare finanziamento pubblico su questo. Le motivazioni economiche che possono spiegare l'interesse a sviluppare questo prodotto sono però messe in secondo piano rispetto a motivazioni
che appaiono più nobili del profitto. Un primo argomento che ricorre in tutte le presentazioni positive della carne coltivata invoca la possibilità di evitare il sacrificio di animali per la nutrizione umana. La gran parte dei vantaggi che vengono sottolineati riguardano la salvaguardia dell'ambiente. Più che argomenti a favore della carne coltivata, si tratta di argomenti contro la carne allevata. Si presenta la riduzione, in prospettiva la fine della zootecnia per la produzione di carne, come vantaggiosa, perché eliminerebbe tutti i suoi impatti negativi. Si forniscono stime su quanta acqua è necessaria per produrre 1 chilo di carne che si potrebbe risparmiare, quanti ettari di terra devono essere occupati da colture foraggere, quante emissioni di gas serra vengono prodotte da animali da allevamento. In maniera un po' semplicistica si indicano percentuali di riduzione di questi impatti vicine al 100%. Spesso questi numeri semplificano troppo, anche se esistono allevamenti intensivi senza terra. La gran parte di attività zootecnica è integrata in aziende di produzione che realizzano sia coltivazione che allevamento. Si usano anche mangimi acquistati sul mercato, ma la gran parte di queste aziende impiega per nutrire gli animali i prodotti delle proprie coltivazioni. In forme tradizionali di allevamento, la chiusura aziendale del ciclo dei nutrienti trovava nella fertilizzazione con deiezioni animali un'importante fonte di conservazione della fertilità del suolo. La moderna zootecnia non trascura questi aspetti e sperimenta forme di integrazione su scale diverse, riconoscendo nell'integrazione tra coltivazione e allevamento una forma di economia circolare. Per quanto riguarda l'impronta idrica degli allevamenti, le decine di migliaia di litri d'acqua che sarebbero necessari per 1 chilo di carne, si dimentica spesso di dire che si tratta in gran parte di acqua verde, cioè umidità presente nel suolo che solo le colture possono utilizzare a fini produttivi. La zootecnia impiega acqua che altrimenti non verrebbe impiegata. Insomma, vi consiglio la lettura di questo articolo perché è un po' tecnico, è un po' difficile se vogliamo, ma ha un pregio che mette in fila in maniera appunto precisa un ragionamento empirico pro e contro sulla questione di carne coltivata o meno. Sul quale tema ci sono ancora molte cose da sapere perché siamo all'ABC di questo tipo di produzione. Intanto direi alla regia, mandiamo il nostro contributo, quello di Pierluigi Magnaschi, il suo corsivo in forma audio-video per noi, diritto rovescio, e ci risentiamo tra non molto alle 9.30 con la conversazione del giovedì con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, e per i primi minuti insieme a noi c'è anche Maurizio Bolognetti. Fra 7 mesi, che sono un soffio anche in politica, si svolgeranno le elezioni per il Parlamento europeo. Esse hanno queste 2 caratteristiche. Sono impedite le coalizioni di partiti, nel senso che ogni partito si presenta da solo, per se stesso. E per poter ottenere degli eletti, ogni partito deve superare l'asticella del 4% dei voti. Se non la supera, perde tutto. In base a quest'ultimo criterio, nell'area di sinistra saranno sicuramente perdenti la sinistra ecologista e Più Europa della Bonino. Saranno invece in forte bilico le liste di Renzi e di Calenda. Non avranno invece problemi a classificarsi né il PD né il Movimento 5 Stelle, ma in questo caso i problemi sono diversi. Fra i 2 partiti, PD e Movimento 5 Stelle, troverà la conclusione la numerica, il conflitto fra il partito della Schlein e quello di Conte. In base ai sondaggi, la distanza fra il PD e il Movimento 5 Stelle, che un tempo era enorme, si è ridotta al 2%. È però molto improbabile che il Movimento 5 Stelle prenda alle europee più voti del PD, ma se ottenesse questo risultato, la Schlein rischia la segreteria del PD, perché a questo punto il Movimento 5 Stelle diventerebbe il partito guida della sinistra, provocando un autentico terremoto politico. Avete ascoltato